Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua, in questo nuovo video. Video obbligatorio. Sinceramente il pomeriggio ci ho pensato a quale video potessi portare per questa ricorrenza e per un attimo ho pensato magari di fare, scusate, un sunto di quella che è stata la storia del Cagliari. Però poi non l'ho fatto, non l'ho fatto perché appunto avrei fatto un sunto e credo che di una storia del genere un sunto non possa essere fatto. Ha fatto un grandissimo lavoro Vittorio Sanna con Galleria Progetti riguardo la storia del Cagliari e quindi se volete informarvi su quella che è stata la storia del Cagliari assolutamente guardate quei video perché meritano veramente tanto e sono molto più esplicativi. Quindi ho deciso di portare un qualcosa fatto a modo mio, in cui ovviamente andrò a parlare del Cagliari, ma lo farò nei miei modi, ehm, parlando anche di me. Ecco, oggi è il 30 maggio del 2020 e 100 anni fa il Cagliari veniva fondato. 100 anni. Certo l'anniversario è arrivato proprio in un periodo che era meglio se non c'è stava, però dettagli. Allora, ho fatto anche un video su com'è essere un tifoso del Cagliari a Roma. Ripeto, sostanzialmente qualche presa in giro ovviamente l'ho sempre ricevuta, particolarmente da bambino, cioè, ovviamente quando si è bambini si tende anche un po' più a prendersi in giro per cose futili, cose che succedono anche su YouTube tra persone che si presuppone che siano adulte, però ok. E però poi col passare del tempo ho visto che magari molte persone sembravano anche quasi interessate al motivo per cui io fossi del Cagliari, al fatto che tifassi Cagliari in sé. E, e mi dispiace di essere un tifoso del Cagliari a Roma perché non vivo il Cagliari come mi piacerebbe viverlo, ovviamente. È una cosa scontatissima questa, ma ha comunque il suo enorme peso. Nella mia mente ho sempre voluto che il Cagliari fosse un momento di unione per tutti, a prescindere dalla squadra che si tifa, dal rapporto di parentela e o amicizia che c'è tra due persone. Il calcio in sé, secondo me, dovrebbe essere un momento di unione, un momento di divertimento, anche di sfottò, ovviamente, perché ci sta. Però mi sono sempre voluto e ho sempre voluto vedere il Cagliari in questa maniera. Nonostante io abbia un amore veramente viscerale per sta maglia, per sta squadra, per sti colori, è un qualcosa che veramente io non riesco a spiegare. Non riesco a spiegare. Ed è anche questo il motivo che mi ha portato poi a fare video su YouTube, perché sostanzialmente, ok, avevo amici con cui parlare di calcio, quelli ce li hanno un po' tutti, ma di amici con cui poter parlare del Cagliari non ne avevo. E quindi eccolo là che è nato il canale YouTube ed eccolo là che siete arrivati voi. E per uno che non è mai stato abituato a parlare del Cagliari così apertamente, è stato veramente una manna dal cielo, perché ti rendi conto che non sei così solo come pensi di essere. È normale poi, per uno che abita a Roma e tifa Cagliari, magari sentirsi solo. Ci sono, assolutamente, però io non li ho quasi mai beccati. E ripeto, è stato veramente una manna dal cielo. Il poter condividere la mia passione con altre persone che hanno la mia stessa identica passione. Poter parlare del Kairi con altre persone e capire quello che loro vogliono dire. È stato veramente un qualcosa che mi ha proprio aperto la testa, il cervello, tutto, tutto. Ed è stato veramente un qualcosa di fantastico. Ed è un po' quello che ha fatto il Cagliari in questi 100 anni. Nel bene o nel male ha unito veramente tantissime persone.
nel bene, anche se purtroppo per poco non ero nato. Vogliamo ricordare per esempio la cavalcata UEFA dalla C alla A, cose spettacolari. Nei momenti più brutti mi piace ricordare l'unione che c'è stata quando è morto il povero Astori, o nei momenti brutti ma che poi si sono rivelati belli, come la salvezza del 2007-2008 o la salvezza di 2 anni fa, che io mi ricordo su Facebook vedevo costantemente immagini di gente che fuori al balcone aveva un qualcosa legato al Cagliari, e anch'io mi unì mettendo un drappo rosso e blu fuori dalla mia finestra. Cagliari vuol dire anche unione, perché la Sardegna e i sardi sono senza ombra di dubbio, secondo me, uno dei popoli più ospitali, più corretti, e che veramente ti danno l'anima, ti danno completamente l'anima. E io sono fiero di poterne fare relativamente parte, perché, ripeto, io non mi sento sardo, non so se riuscirò mai a sentirmi sardo, ma mi sento al 100% cagliaritano. E diciamo forse anche ho queste qualità indotte, credo di avere, non lo so. So solo che appunto il Cagliari vuol dire anche unione, vuol dire anche stare insieme, vuol dire disperarsi insieme, gioire insieme, fare un qualcosa, e quel qualcosa farlo costantemente insieme a qualcuno, nel bene o nel male. E- ed è veramente spettacolare. Quindi io voglio ringraziare dal profondo del mio cuore tutti voi, il Cagliari, per questi 100 anni, e spero che ce ne saranno altri 100 ancora più belli. E non lo so, ragazzi, questo è un video veramente che fatto a braccio è poco, però a me i video troppo elaborati non mi piacciono. Ho una mia idea di YouTube, e secondo me YouTube significa andare a braccio, seguire le proprie sensazioni, le proprie emozioni, fare anche discorsi sconclusionati, come la maggior parte delle volte faccio anch'io, ma sconclusionati ma sinceri, ecco. Quindi non lo so, bisogna farsi gli auguri in questo caso, non ne ho idea, è il primo centenario che vivo. E dispiace, ripeto, dispiace che capiti in un periodo del genere, però ciò che non uccide fortifica, ecco. E, sarà egoistico, io non mi sono poi andato a informare più di tanto su quella che è stata la situazione coronavirus in Sardegna, ma ci tenevo anche a fare un breve ricordo, ecco, a una delle prime vittime sarde di coronavirus. Se non mi sbaglio si chiamava Daniele, un uomo che purtroppo non c'è più, tifoso del Cagliari, e appunto il Cagliari è anche questo. E niente, ragazzi, con l'augurio che questa possa essere una buona giornata per tutti noi, vi mando un bacione e noi ci becchiamo ad un prossimo video. Bella.